La Scuola Grande di San Marco fu una delle 6 scuole grandi di Venezia, la più importante perché dedicata al santo protettore della città. Istituita nel 1260, fu completamente distrutta da un incendio nel 1485. I lavori di ricostruzione furono affidati ai Lombardo, ma prima della fine di quel secolo finirono sotto la direzione di Mauro Codussi, il Moretto da Bergamo, così come bergamasco era il condottiero Bartolomeo Colleoni, la cui celebre statua equestre, fusa da Andrea Verrocchio e Alessandro Leopardi, si eleva nel centro del campo da 500 anni. Campo sul quale si staglia anche la mole della bellissima chiesa domenicana dei Santi Giovanni e Paolo, San Zanipoio in veneziano. Quello di San Giovanni e Paolo è di fatto un complesso unico, decentrato rispetto a Rialto o San Marco, eppure di importanza fondamentale, sociale e politica nella storia della Serenissima. Le scuole a Venezia erano centinaia. Vi si riunivano persone che facevano lo stesso mestiere per lo più, unite per devozione al santo protettore della loro arte e per favorire politiche sociali rivolte alla categoria. Assistenza alle vedove e agli orfani, dei colleghi deceduti o anziani, regolamentazione del mestiere, promozione delle arti. Solo 6 di queste scuole avevano il diritto di definirsi grandi. Raccoglievano la alta e l'altissima borghesia non nobile della città. Per il fatto che il potere politico era in mano esclusivamente alle famiglie di origine nobile che se lo passavano ereditariamente, con l'andare dei secoli si verificò una situazione potenzialmente esplosiva. Molti nobili divenuti anche estremamente poveri, che avevano però diritto di governo e di voto, e molte famiglie mercantili ricchissime, ma senza accesso alle stanze del potere. Le scuole grandi servirono dunque a calmierare questa strana situazione. Al loro interno venivano assunte decisioni strategiche in ambito sociale ed economico e rilucevano di opulenza artistica. A buon titolo si può dire che il gotha manageriale veneziano, per prestigio e ricchezza, si sia dato nei secoli appuntamento in questi consessi, nei quali i nobili non potevano entrare. Oggi la Scuola Grande di San Marco fa parte del complesso dell'Ospedale Civile di Venezia, istituito nel 1815, del quale costituisce l'ingresso monumentale. I primi ambienti che si presentano agli occhi appaiono oggi abbastanza spogli, sono quelli del pianterreno. Questo luogo fu uno dei primi a essere depredati dalle armate francesi nel 1797 al loro ingresso in città per il carico simbolico che rappresentava. Nondimeno, molta della ricchezza e del prestigio della scuola sono ancora ammirabili al piano superiore. La Sala del Capitolo, nella quale è ancora presente il meraviglioso soffitto a cassettoni del 1495, realizzato da Pietro e Biagio da Faenza, ci accoglie con una piacevole sorpresa, quella del Museo della Storia della Medicina e della Chirurgia, che nasce dal nucleo della Biblioteca dei Padri Domenicani, circa 8.000 antichi volumi, e che mostra tecniche e strumenti messi a punto nel corso della storia. Venezia ebbe numerosi medici celebri, tanto sul fronte della ricerca e della sperimentazione, quanto su quello della profilassi preventiva, come Niccolò Massa,
che nel 1536 scrisse uno dei primi trattati di anatomia e fu il primo a descrivere l'organo della prostata, la muscolosità della lingua e il liquido cerebrospinale. O come Santorio Santorio, che nel 1611 mise a punto e utilizzò per la prima volta nella storia il termometro per la misurazione corporea umana. Nel 400 Venezia inventò i lazzaretti, non più e non solo come forma di contenimento, ma come prassi di prevenzione. Lazzaretto e quarantena sono parole veneziane. Nel 1483 fu istituito il Magistrato alla Sanità, una sorta di Ministero della Salute che raccoglieva e codificava le informazioni in arrivo dai vari porti del Mediterraneo e decideva le linee d'azione per fronteggiare le pandemie. Ciò che veniva deciso a Venezia era verbo per il resto d'Europa. Ma è la sala dell'albergo, raccolta e inaspettata, a mostrare i tesori più preziosi. Dipinti di Giovanni e Gentile Bellini, Palma al Vecchio, Paris Bordon, Giovanni Mansueti, i cui originali si trovano oggi tra le gallerie dell'Accademia e Brera, a Milano, ma che la moderna tecnologia ha permesso di ricollocare qui, nel luogo per il quale erano stati concepiti. Scene della vita e dei miracoli di San Marco, che culminano con un dipinto che mostra il protettore della città, mentre il 15 febbraio 1341, assieme a San Giorgio e a San Nicolò, salva Venezia dalla distruzione, opponendosi a una torma di diavoli giunta in nave. Lo fa a bordo di una barchetta, condotta da un pescatore reclutato per l'occasione e per la battaglia. Lo stesso pescatore è ritratto da Paris Bordon nell'atto di mostrare al doge Bartolomeo Gradenigo l'anello che San Marco si è sfilato dal dito la notte precedente, a suffragio della veridicità del suo racconto. Fino al giorno prima era conservato come sempre nel tesoro, solo un miracolo lo può aver spostato da lì. Le parole dell'uomo vengono credute. Venezia è salva grazie all'amore del suo protettore, il santo dal leone alato. A pochi passi dalla scuola sorge, un po' discosta ma parte del complesso ospedaliero, la chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti. Parte di un antico e vasto complesso assistenziale voluto dalla Serenissima per risolvere il problema dell'accattonaggio. Anche qui si possono ammirare opere dei grandi maestri veneziani, come Cristo in Croce di Paolo Veronese o Sant'Orsola e le 11.000 Vergini di Jacopo Tintoretto.
L'intera parete d'ingresso ospita invece il monumento funebre al capitano generale da Mar Tommaso Alvise Mocenigo, eroico protagonista della difesa dell'isola di Candia, Creta, nei primi anni dell'assedio ottomano nel 600, che per la completa conquista ne richiese complessivamente 22. Il veneziano si distinse nella difesa dell'isola conseguendo alcune vittorie che sono illustrate sulla sua tomba, progettata da Giuseppe Sardi, costruttore anche della facciata della chiesa. Mocenigo, che morì nel corso dell'assedio nel 1654, ebbe funerali sontuosi a spese del Senato. Gli stessi turchi gli tributarono gli onori dovuti a un avversario di valore. Addentrandosi tra i padiglioni dell'ospedale emergono chiari i segni del suo passato conventuale, chiostri e portici che un tempo facevano parte del monastero dei padri domenicani o del complesso dei mendicanti e che assieme alla Scuola Grande di San Marco e alla chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti oggi afferiscono interamente al patrimonio dell'ULSS 3 Serenissima. Qua e là emergono ancora i segni della grandezza del passato, come in questa scala monumentale, ricca di intarsi e decorazioni pregiatissime, che oggi conduce agli uffici dell'ULSS, ma che un tempo portava fino alle celle dei frati. Una architettura unica e morbida, con l'utilizzo di legno ed elastici pavimenti alla veneziana, che si sostanzia nella sezione aurea, quella misura utilizzata in particolare nell'architettura per dare proporzione armonica agli stabili. Base, altezza, larghezza ragionate. Una volta individuate le proporzioni, la lunghezza poteva essere replicata più e più volte. Nel caso di San Giovanni e Paolo il risultato è strabiliante, perché è incredibilmente, apparentemente, senza fine. A metà del corridoio una ulteriore sorpresa, ciò che rimane dell'antica biblioteca di San Domenico, una delle più fornite della città, che finì dispersa nel corso dell'Ottocento dopo la soppressione del convento. Finirono venduti anche i grandi mobili e i telamoni lignei che arrivavano fino al soffitto. Ma ciò che ancora oggi rimane
il soffitto ligneo di Jacopo Piazzetta del 1682 e i dipinti settecenteschi di Federico Cervelli riesce a dare l'idea della magnificenza originaria. Il viaggio nel complesso domenicano dei Santi Giovanni e Paolo e della Scuola Grande di San Marco è quasi giunto a conclusione, ma volevo lasciarvi con qualche sorpresa dettata dagli antichissimi graffiti di mano popolare che si trovano ai lati del portale, cronache, navi, ma anche gondole e alcune cose molto curiose come questa doppia stella a 8 punte inscritta dal sapore esoterico o ancora questa piccola chiocciola datata 1745. La chiocciola fu un simbolo commerciale toscano inventato nel 300 e che i veneziani a partire dal 400 diffusero nel mondo. Ancora oggi moltissime lettere veneziane del 500 sono piene di questo simbolo che oggi è così utilizzato e veneziano fu il primo trattato commerciale a stampa nel quale la chiocciola compare. Ma come abbiamo visto nel caso del miracolo di San Marco, a Venezia la storia e la leggenda si fondono molto volentieri, fino a diventare una cosa sola. E l'edificazione della facciata della Scuola Grande di San Marco non fa eccezione, perché a essa è legata la leggenda del mendicante e del levantino. Parliamo dell'edificazione della Scuola Grande, siamo sul finire del 400 e Cesco Pizzigani, questo è il suo nome, è un bravissimo tagliapiera, un maestro scalpellino, prende questa commissione che è una delle più importanti della sua vita. Lui è molto giovane ma molto bravo e ci tiene chiaramente a fare bella figura. E viva Dio, ci riesce perché con le sue mani, con la sua squadra di lavoratori, riesce a dare vita a questa meraviglia di marmi e di intarsi. Tutto sembra procedere bene nella sua vita, ma accade qualcosa, perché la malattia improvvisa di sua moglie, di Fiorinda, la moglie tanto amata, gli impone di fermare tutto e lui investe tutto di sé, il suo tempo, le sue energie, i suoi soldi, per tentare di salvare la vita alla moglie, facendo venire i medici più bravi, comprando i farmaci più costosi. Alla fine perde tutto, perde la moglie perché Fiorinda muore, ma perde anche il lavoro, perché ha trascurato talmente tanto gli affari da finire in bancarotta e, diventato semplicemente e drammaticamente povero, finisce per mendicare, per uno di quei paradossi che la vita ama alle volte giocare alle persone, sul portale della Scuola Grande di San Marco, che lui stesso aveva contribuito a edificare. Il suo unico passatempo in questo momento della sua vita così drammatico è proprio quello di graffiare con un vecchio chiodo i profili delle navi, le gondole e quanto gli capiti di vedere attorno a sé in campo San Giovanni e Paolo. E così procede la sua vita e di notte non è raro che lui si fermi a dormire addossato al portale. La sua storia si interrompe qui per il momento perché lo lasciamo a dormire, perché la sua storia si intreccia con quella di un'altra persona. Anche lui è un ragazzo molto giovane, è un levantino, è figlio di una veneziana e di un mercante ebreo. Vive alla Giudecca, il ghetto non esiste ancora, esisterà fra una quindicina d'anni nella storia della città e come il padre veste come un mercante internazionale, con una lunga tunica, un turbante sulla testa e questo ragazzo non è felice, perché il suo essere metà veneziano e metà ebreo alla fine non lo fa accettare da nessuna delle due comunità e questa sua mancata accettazione, questa sua sofferenza, lui la trasforma in rabbia che sfoga con l'unica persona che veramente lo ami e lo ascolti, che è sua madre. E non è raro per questo ragazzo, ai lui e ai lei,
mettere le mani addosso alla propria madre. Una notte la rabbia del Levantino diventa furia cieca e, preso il primo oggetto che gli capita fra le mani e un coltello, lo pianta così profondamente nel petto della madre da riuscire a cavarne fuori il cuore. Immediatamente inorridisce e capisce che ciò che ha commesso è definitivo, irreparabile, e disperato esce di casa e attraversa Campo San Giovanni e Paolo tra le lacrime, correndo. Affronta il ponte, fa 1, 2, 5 gradini, ma nella foga, nella disperazione, fra le lacrime, incespica e cade, e cadendo lascia andare ciò che tiene in mano. Il cuore ruzzola ai piedi del ponte, si ferma e dal cuore esce una voce: «Figlio mio, ti sei fatto male», perché quello era un cuore di madre. Il Levantino impazzisce completamente, raggiunge la laguna qui a nord del complesso e si getta nelle acque, scomparendo per sempre. Ancora oggi a Venezia si racconta che nelle notti più fredde d'inverno qua in Campo San Giovanni e Paolo si possa sentire un lamento flebile, una specie di sospiro. E a Venezia sappiamo che quello è lo spirito del Levantino, che nelle notti più fredde d'inverno cerca l'unica cosa che possa dargli veramente calore, un cuore di madre. Cesco era qui quella notte e assistette a questi fatti e, analogamente a quanto fece con le navi e con le gondole, decise di lasciarcene testimonianza. Ed ecco che ancora oggi, su un lato del portale della Scuola Grande di San Marco, c'è un graffito che rappresenta una figura umana che veste all'orientale con una tunica e un turbante e reca un coltello in una mano e un cuore umano nell'altra, un cuore di madre.